Stop allo sconto in fattura, passa la linea di Confartigianato. Il Parlamento ha deciso di abrogare lo sconto in fattura per gli interventi relativi ad ecobonus e sisma bonus previsto all'articolo 10 del decreto crescita, valore $0,5 miliardo. Una misura che secondo gli artigiani avrebbe di fatto escluso dal mercato una grossa fetta delle 60.000 imprese artigiane venete del sistema casa, intese costruzioni, installazioni impianti e serramenti, settore che ancora fatica ad uscire dalla crisi. L'abrogazione dello sconto in fattura, secondo l'associazione di categoria, di fatto consentirà di restituire equilibrio ed efficacia ad un sistema di incentivi che rappresenta un valido strumento per la riqualificazione energetica e la sostenibilità del patrimonio immobiliare e per il rilancio stesso del settore delle costruzioni. Esprimiamo estrema soddisfazione soprattutto per il lavoro che è stato fatto da Confartigianato Nazionale con un'azione di lobby importante nei confronti del Parlamento e poi in combinata con un pressing che noi abbiamo fatto con i nostri parlamentari presenti nelle commissioni, dove abbiamo rappresentato quelli che sono i numeri, siamo riusciti a sensibilizzarli, abbiamo vinto questa battaglia, adesso monitoreremo il resto dell'iter nelle aule del Parlamento affinché quello che si è ottenuto in commissione venga poi mantenuto anche in aula.